cosa ti ha spinto a accettare la Corte dell'Entella? Beh, prima di tutto una grande società sotto tutti i punti di vista ha costruito una squadra per vincere il campionato di ottimi giocatori, stanno facendo un gran campionato, la strada è ancora lunga, però le basi per fare davvero bene ci sono. Prima parte di stagione al Monza, quindi girone B. Ti chiedo come vedi questo girone A invece, quindi come valuti l'Entella in questa griglia per nelle posizioni alte della classifica. No, la vedo bene perché ti ripeto che è veramente ha una squadra molto molto competitiva in tutti i reparti, un allenatore che conosce bene la categoria e che sa mettere in campo la squadra migliore per affrontare le partite, quindi penso che ancora, dato che ci sono delle partite ancora da recuperare, si possa scalare ancora qualche punto, qualche posizione. Le tue doti si conoscono bene. Ti chiedo, preferisci giocare trequartista, mezzala? Come ti vedi in questa Entella? Ma io, guarda, io preferisco giocare, giuro, veramente vengo da un periodo un po' così così e ho voglia di giocare, ho voglia di mettermi in mostra, di tornare a fare quello che ho sempre fatto e mi metterò a disposizione completa del mister che mi voglia far giocare mezzala, trequartista o esterno. Vorrò dare il mio contributo al 110%. Ultima domenica ovviamente già si gioca, come stai? Potresti debuttare? Ah, questo non lo so. Sì, fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato, ho giocato fino a martedì, quindi io sono a disposizione completa. Poi sarà il mister a decidere.